parrocchia di Sant'Andrea, il gruppo teatrale Gonnesino, naturalmente l'amministrazione comunale che è sempre vicino insomma, a queste iniziative, con il sindaco Pietro Cocco e l'assessora Beatrice Collo. A lei vorrei anche chiedere insomma, di raggiungerci su questo spazio palcoscenico, perché così ci porta il suo saluto e quello dell'amministrazione comunale e magari anche una sua riflessione su questo importante avvenimento, appuntamento che metterà insomma, in luce, a fuoco tutta una serie di elementi di questo bel patrimonio insomma, che noi molto orgogliosi che noi sardi siamo veramente grandi fruitori del nostro folklore, ma inteso nel termine più alto, no? Della sua etimologia e quindi delle sue tradizioni popolari. Ringrazio Oscar e l'Associazione Culturale Gonnesa per aver dato la possibilità di realizzare questo evento. Ringrazio Oscar per la sua dedizione, la sua passione che mette per l'appunto nella ricerca. Grazie a lui abbiamo avuto lustro non soltanto al di fuori del nostro paese, ma anche oltre l'isola. Quindi a lui si deve per l'appunto la possibilità di aver organizzato questa manifestazione e di aver, sì certo a voi, grazie anche agli altri attori che sono partecipi in questo momento per questa bella manifestazione e averci portato indietro nel tempo ma presente sempre comunque, perché sembrano comunque momenti lontani, ma ogni volta che c'è una manifestazione di questo genere veniamo catapultati noi stessi per l'appunto in situazioni che sembrano quasi irreali, invece sono sempre molto vivide e questo ci fa onore, ecco. Grazie ancora, ecco. Speriamo comunque che questa esperienza venga portata avanti nel tempo e magari si ripeta non soltanto in periodi invernali ma anche in periodi estivi dove abbiamo magari la possibilità di omaggiare anche i turisti che vengono nel nostro territorio. Insomma, ci fa piacere insomma, che questa esperienza possa essere portata avanti. A nome del sindaco Pietro Cocco e di tutto il nostro consiglio comunale io vi faccio ancora tanti auguri e mi auguro insomma, di potervi sostenere insomma, in questo bel percorso. Ancora grazie. In realtà le attività dell'Associazione Sant'Andrea non si limitano soltanto ad un tipo di incontro, di convegno sui temi dell'apparato vestimentario, ma il loro interesse è stato anche verso quello del ballo comunitario, del ballo rituale. Io stesso ho avuto occasione, anche piacere qualche volta di raccontare in piazza tutti gli aspetti legati alla etnocoreologia della nostra terra, proprio grazie alla iniziativa organizzata da questa associazione e di conseguenza insieme all'esperienza del ballo popolare anche tutti quei suoni, gli strumenti musicali che scandiscono ritmi e tempi del ballo popolare in Sardegna. Insomma, quindi veramente complimenti a questa associazione per questo impegno così importante. E abbiamo detto insomma, che si andrà attraverso questo elemento a ragionare un pochino sul come si copre il capo delle donne in occasioni importanti attraverso questo prezioso elemento e poi avremo nel corso di questo incontro modo di svolgere diverse riflessioni grazie alle varie relazioni dei nostri relatori. Cominciamo con Oscar, che abbiamo detto lui è il presidente, abbiamo segnalato l'associazione